Sai, in Veneto il virus c'è ancora, ma fa meno paura, soprattutto se si guarda la pressione sugli ospedali. Oggi il punto della situazione del governatore Zaia: la maggior parte dei nuovi casi è asintomatica e riguarda quarantenni. Intanto continua il dibattito sulle discoteche dopo il video che ha scatenato la bufera a Jesolo. Zaia categorico, nessuna giustificazione per assembramenti così, ma il sindaco Zoggia difende gli operatori del settore. 2 bimbe positive, chiuso un centro estivo a Padova, contagiato anche un cuoco in un ristorante di Jesolo. Il caso dell'abitazione occupata abusivamente da una donna a Monastiero, lo sfogo della famiglia proprietaria della casa, le autorità trovino una soluzione. Dall'altopiano al Valbelluna continuano senza sosta le predazioni dei lupi sempre più vicini alle case, la rabbia degli allevatori e la paura degli amministratori. Dopo la maxi rissa tra minori, Montebelluna ancora al centro della cronaca, 25enne aggredito e picchiato da un rapinatore, il bandito arrestato dai carabinieri. 3 appuntamenti in prima serata su Antenna 3 dal 29 luglio, vi racconteremo la seconda edizione di Magic Show che riporta a Treviso gli spettacoli più incredibili. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, dunque in primo piano il punto della situazione sul fronte coronavirus in Veneto, un virus che c'è ancora ma fa meno paura, soprattutto se si guarda alla situazione negli ospedali della nostra regione. La fotografia scattata dal governatore Zaia: la maggior parte dei nuovi casi è asintomatica e riguarda quarantenni, e poi il governatore ha annunciato che presto arriverà una nuova ordinanza. Il virus non se n'è andato, sicuramente, e dopo lo vedremo, dà dei segnali diversi da un punto di vista clinico rispetto a questa invernata. I dati del resto lo dimostrano, soprattutto se si raffrontano con quelli del 18 maggio, primo giorno della fase 3 con la riapertura quasi totale delle attività commerciali. Se i positivi oltre 2 mesi fa erano 18.950, oggi sono 19.825, un aumento di 875 unità su un totale di 38 focolai presenti attualmente sul territorio. Una crescita lenta ma graduale, soprattutto in queste settimane di luglio con l'arrivo di casi importati. Ma la vera cartina di tornasole, ripete Zaia, è quella delle terapie intensive. 18 maggio erano 22 positivi e 29 negativi, somma 51. Oggi abbiamo 6 persone in terapia intensiva, tutte negative, e siamo a meno 45 rispetto a quel 18 maggio. La pressione sugli ospedali quindi è limitata, lo stesso virus ha decisamente cambiato target. 70% dei positivi asintomatici, sappiamo che l'età si è abbassata del positivo, siamo arrivati a 40 anni, abbiamo scalato di 20 anni. Vorrei ricordare che questo dato è un dato che si spalma a livello nazionale. Una situazione, sottolinea Zaia, monitorata fino ad oggi attraverso l'esecuzione di 1.184.000 tamponi, e questo nella speranza che vengano validati i test rapidi elaborati dal dottor Roberto Rigoli. Ovviamente siamo in attesa della validazione, se mai avverrà, del tampone rapido, ma non perché è diventato un vezzo, perché, scusate, qualcuno forse non ha capito cosa accadrà con l'autunno, che chiunque ha un colpo di tosse, un fiato e febbre, un po' di mal di gola, chiederà il tampone. E questo anche in vista della riapertura delle scuole, nelle ore in cui sta prendendo forma la bozza di protocollo tra Ministero e sindacati che prevede test a campione sugli studenti e un medico di sorveglianza per ogni istituto, per non parlare delle distanze. La scuola veramente rischia di essere il vero tema dell'autunno-inverno. Dopodiché ci sono dei temi rispetto alla scuola che sono quelli del distanziamento sociale all'interno delle aule durante la lezione. Insostenibile, cioè modalità insostenibili. Ci sono poi le immagini di assembramenti nelle discoteche del Veneto, in particolare dal muretto di Jesolo, che hanno fatto il giro dei social nel weekend. Netto il giudizio. Io penso che un assembramento del genere non abbia nessun tipo di giustificazione, punto. E restiamo a Jesolo perché tengono banco i dati su nuovi contagi, e l'ultimo in caso in zona è quello che riguarda il cuoco di un ristorante proprio di Jesolo. Ieri, dopo aver accusato un lieve malessere e un po' di febbre, si è recato al pronto soccorso, dove a seguito del tampone è risultato positivo. Il locale è stato chiuso per la sanificazione e gli altri dipendenti che lavorano con lui sottoposti a tampone. L'uomo della comunità bengalese è ora in isolamento. L'ULSS gli
gli enti preposti dovranno risalire ora alla mappatura dei contatti che ha avuto per ampliare il monitoraggio. Notizia che è stata confermata in diretta questa mattina proprio dal sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, che ha parlato insieme al collega Cristian Arboit della situazione proprio degli assembramenti nelle discoteche. Una situazione, ha detto, che va affrontata con realismo. Se si decide di chiudere, ha detto il sindaco, i gestori vanno risarciti, ma non è questa la strada, dobbiamo convivere con il virus. Sentiamo le parole del sindaco Zoggia. Non dobbiamo essere ipocriti. O queste attività in qualche modo si tollerano che siano così, ovviamente con tutte le precauzioni che abbiamo detto prima, o altrimenti si devono chiudere. La chiusura deve essere fatta a livello nazionale, ovviamente, e i gestori devono essere in qualche modo rimborsati dei danni che hanno. Gioca a carte scoperte il sindaco di Jesolo, che di fronte alle immagini del muretto squarcia quello che lui stesso definisce un velo di ipocrisia, soprattutto nei riguardi della vita notturna, motore tra l'altro dell'economia jesolana. Una difesa del proprio operato era arrivato anche dai gestori del noto locale. Mi è stata data una capienza di 2.970 persone. Io ne ho fatte 2.060. È normale che se poi la gente ad un certo punto si sposta tutti insieme, io posso controllarla, ma fino a un certo punto. Ma scene simili si sono registrate in altre discoteche del Veneto, dal Kings Club sempre di Jesolo al Playa Loca di Castelfranco. Rimanendo a Jesolo è delle ultime ore un nuovo caso confermato dallo stesso sindaco, stavolta in un ristorante, positivo un bengalese. E adesso il locale, l'ASL farà i controlli di tutte le persone che lavoravano all'interno del locale, chi andava in cucina, oltre che gli aiuti anche i camerieri, e dopo, intanto momentaneamente credo che l'ASL la chiuderà. Episodi che per il primo cittadino non vanno però enfatizzati. Io capisco il primo periodo, ma adesso tutti quanti ci dicono che dobbiamo convivere, allora conviviamo e stiamo tranquilli e basta. Chi ha il virus è positivo, è come avesse l'influenza o purtroppo qualche altro male che nessuno ne parla mai e che ce ne sono tantissimi, anche che muoiono adesso. Per fortuna dei virus non muore più nessuno o quasi nessuno. E su questo tema noi vi chiediamo di dire la vostra nel sondaggio che vi presentiamo questa sera. La questione che vi poniamo è molto semplice: resta in discoteca, chiuderle, giusto chiuderle? Se secondo voi è sì la risposta, il numero da fare è lo 0422 1626 691, se invece per voi la risposta è no, è il numero da comporre lo 0422 1626 690. È sufficiente fare uno squillo e verrà già registrata la vostra risposta. La telefonata è gratuita, poi questa sera all'interno della nostra trasmissione Ring il risultato del sondaggio. Intanto non si ferma l'attività degli operatori dell'ULSS 6 di Padova, ha chiuso un centro estivo in città. Positivo anche un 50enne nigeriano ospite dell'asilo notturno comunale del Torresino. L'ultimo positivo al coronavirus in ordine di tempo è un cittadino nigeriano controllato in ospedale come prassi prima della dialisi, ospite dell'asilo notturno comunale del Torresino. A darne notizie sono i vertici dell'ULSS 6. È un cittadino nigeriano di 50 anni, risultato positivo al coronavirus e quindi immediatamente ricoverato per poter effettuare la dialisi in condizioni di estrema sicurezza. E oggi pomeriggio, abbiamo già cominciato stamattina e oggi pomeriggio completeremo i tamponi a tutti i compagni di camerata, non solo, ma anche a tutti coloro che frequentano l'asilo notturno. I risultati dei tamponi si conosceranno tra 24 ore, sia questi sia lo screening avviato tra i bambini e gli operatori del centro estivo ospitato a Mortise nel Parco delle Farfalle. 2 le bambine positive, 2 sorelline di 3 e 6 anni. Il centro estivo è stato chiuso. Sono in isolamento fiduciario domiciliare. Abbiamo stamattina sottoposto a tampone 90 bambini del centro estivo più 16 operatori, anche se i contatti stretti delle bambine sono in numero molto inferiore, pari a 12, perché l'organizzazione che è stata data in fase di riapertura dei centri estivi con l'ordinanza 59 del Presidente della Giunta del 13 giugno fa sì che nei centri estivi si abbiano piccoli
aggregati, piccoli nuclei di bambini. Contatti limitati a 12 bambini per le sorelline, come prevede il protocollo per i centri estivi. Tutti i locali sono stati sanificati in queste ore, una provincia che resta attentamente sorvegliata. Si tratta della gestione ordinaria di microfocolai che ci aspettavamo che in qualche modo riprendessero, visto che il virus continua a circolare. E restiamo a Padova perché sono diversi gli appelli lanciati in questi giorni dagli amministratori dopo i nuovi casi di contagio. Dal fine settimana movida in Piazza dei Signori limitata alle 2, sugli autobus parte una campagna di controlli, sarà sanzionato chi viaggia senza mascherina. Mascherine obbligatorie sui mezzi di trasporto, un invito che purtroppo in molti ignorano. Per questo il Comune di Padova ha deciso di avviare una serie di controlli su autobus e tram. Il numero dei contagi in città e provincia preoccupa. Tutti devono fare la loro parte. Nei mezzi di comunicazione ci sono delle segnalazioni in cui ci dicono che non vengono utilizzate le mascherine. Allora, sappiate che faremo dei controlli, ci saranno anche eventualmente delle sanzioni e non sono delle sanzioni per poter reprimere qualcosa, ma anche questa è prevenzione della nostra salute. Noi vogliamo controllare per il bene dei nostri cittadini. Ho dato un'indicazione precisa sul punto, che è quella di fare dei controlli. Intanto nel fine settimana è scattato il controllo da parte della Polizia Locale e degli agenti della Questura sui luoghi della movida, sorvegliata speciale la scalinata della Gran Guardia di Piazza dei Signori, dove alle 2 i giovani sono stati invitati a tornare a casa. Sappiamo che Piazza dei Signori è una delle piazze più belle che ci siano, non solo a Padova, che c'è tanta movida, però a un certo punto questa movida va interrotta. Con la chiusura dei locali è necessario che si restituisca una quiete pubblica. E in città cresce la preoccupazione per alcune baby gang che girano di sera nelle piazze del centro. Dal Comune un appello ai ragazzi. Io dico, ragazzi, freghiamocene di quelli che ci dicono. Quando vediamo queste persone facciamo una telefonata, comunichiamo, sono in giro questi ragazzi, le forze dell'ordine intervengono e quindi in questo modo si fa la prevenzione, in questo modo qui. Perché dopo, purtroppo, che Giulio, il titolare del Mare Chiaro, prende un cazzotto, arriviamo dopo e non va bene. Dobbiamo arrivare prima, e se qualcuno ci avesse segnalato che c'erano questi ragazzi in circolazione, e allora ai ragazzi ho lanciato questo appello: dateci una mano, voi li vedete, voi avete il polso della situazione, fate una telefonata, e questa è prevenzione. A proposito di giovani, di ragazzi, parliamo del prossimo anno scolastico. Abbiamo avvicinato il preside del liceo Brocchi di Bassano del Grappa, Gianni Zenna, ancora in carica fino al 1° settembre. Scadeva oggi precisamente entro le 12 la comunicazione all'ufficio scolastico regionale per il Veneto, comunicazione che ogni scuola avrebbe dovuto inoltrare dopo la ricognizione sugli spazi a disposizione, il numero dei banchi effettivi, delle sedie, il numero degli studenti iscritti per questo nuovo anno scolastico che si presenta davvero ancora con troppe incognite e incertezze. Oggi nuova riunione al liceo Brocchi con tutto lo staff organizzativo della scuola. Sapete che le capienze sono diverse, le classi hanno numeri di studenti diversi, quindi abbiamo fatto una simulazione per capire un po' come sarebbe l'inizio del nuovo anno, sapendo che comunque non tutti i ragazzi ci stanno perché devono essere ridotte le presenze. Ed una soluzione presentata proprio stamattina. Consentire la presenza a rotazione dei ragazzi secondo il numero prestabilito e gli altri da casa, quindi didattica a distanza, però a turnazione. Al centro delle polemiche di questi giorni le sedie con le rotelle che fungerebbero anche da banchi, proposta del ministro Azzolina. E abbiamo visto le proposte del governo, noi abbiamo i piedi per terra, quindi andiamo a vedere un po' come stanno effettivamente le cose, però ci incuriosisce un po' questa novità. Abbiamo delle classi che stanno facendo delle sperimentazioni, quindi noi vorremmo provare a capire come effettivamente potrebbero essere agevolate le forme di vita di classe, e quindi chiederemo circa poco più di un centinaio di questi banchi. Ma le difficoltà non finiscono lì. È un periodo molto complesso perché a oggi non abbiamo ad esempio luci sul problema dei trasporti, cioè effettivamente quanti ragazzi le linee attualmente previste possono portare e quindi quanti ragazzi possono arrivare al mattino, perché abbiamo dei numeri davvero significativi e noi vorremmo avere delle certezze.
Voltiamo pagina, parliamo di nuove predazioni da parte dei lupi. Iniziamo da quanto accaduto sull'altopiano. Non si ferma l'ondata di predazioni e assalti da parte dei lupi nella zona dell'altopiano dei 7 comuni. L'ultima, in ordine di tempo, riguarda un attacco ai danni di alcuni asinelli che è stato portato a segno dai selvatici a solo 5 metri dalle case di Via Dall'Abona, sulla strada che collega Gallio a Foggia. Nei giorni scorsi i lupi avevano ammazzato una vacca e ne avevano ferito un'altra a Conco, ma in generale gli attacchi proseguono con grande regolarità da settimane. Ed è allarme anche in Valbelluna perché il lupo continua a far paura. Nell'ultima settimana c'è stata una vera e propria mattanza di asini e pecore. Sopra le Entiaie attaccati anche i cani da guardia. Il sindaco di Borgo Valbelluna dice: temo per la sicurezza dei cittadini. Ancora più importante, impellente, interrogarsi sulla sicurezza delle persone, sulla sicurezza soprattutto dei bambini, perché ormai questo lupo arriva troppo facilmente vicino alle case, invade anche il costruito e l'urbanizzazione e quindi diventa, secondo me, un problema. La natura deve fare il suo corso, su questo non ci piove, ma quando in gioco comincia ad esserci la sicurezza della collettività è necessario iniziare un confronto pacato ma doveroso. Gli 8 branchi di lupi censiti in provincia di Belluno, il numero con tutta evidenza è in difetto, sono diventati un problema. La scorsa settimana in Valbelluna e in Alpago il grande predatore ha fatto a brandelli pecore e asini. Nel weekend a Malgagarda, nelle Entiaiese, il lupo ha lottato ferocemente con 2 cani da guardiania rimasti feriti ma vivi. La situazione, direi, è drammatica perché ogni giorno ci sono capi predati e quello che vediamo sono che le misure di contenimento dei greggi, come le recinzioni, non sono sufficienti, ma nello stesso modo anche i cani da guardiania non sono sufficienti ad allontanare il lupo, anzi sono loro stessi vittime del lupo. La gente oramai è esasperata, il copione è il medesimo dello scorso anno, ma con una dose di esasperazione alle stelle. Il primo cittadino di Borgo Valbelluna è preoccupato. Noi dobbiamo renderci conto che queste nostre aziende agricole che lavorano nel nostro territorio sono un presidio indispensabile. Io auspico che tutti i sindaci della provincia di Belluno facciano una seria riflessione su questo tema importante e che la provincia di Belluno, assieme alla regione del Veneto, possa in qualche modo far squadra assieme alla provincia di Trento e di Bolzano per chiedere a gran voce alla politica nazionale e alla politica europea delle misure di contenimento del lupo. Stefano Cesa chiede un monitoraggio più puntuale, una verifica sulle specie che vagano in Valbelluna, perché tra i lupi potrebbero esserci anche esemplari frutto di incroci e dunque in teoria ancor più pericolosi. Questo lupo deve essere anche analizzato con figure specializzate che possano dirci se questo è un lupo, una specie da proteggere, oppure se si tratta in qualche modo di specie imbastardite e che quindi va in qualche modo limitato. È il momento di fermarci per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta per aggiornarvi sulla vicenda della casa di Monastiera, chiusa da qualche mese e occupata da una donna nello stupore dei proprietari. A raccontarcene la moglie del proprietario, che chiede alle autorità di trovare una soluzione prima che parta una denuncia penale per invasione di abitazione. Io chiedo che comunque chi di dovere si faccia carico di questa situazione per trovare una sistemazione a questa signora che probabilmente è in difficoltà, per liberare l'immobile e per il futuro dei miei figli. Chiede solo la serenità per la sua famiglia, l'autrice del post che sta facendo discutere tutta Monastiera e non solo. Una vicenda singolare con al centro questa casa non più abitata da qualche mese ed improvvisamente da non più di 20 giorni occupata da una giovane straniera che afferma di aver pagato un affitto per questo titolata della residenza. Ma non c'è contratto per l'uso dell'abitazione, affermano i proprietari. La donna straniera non è residente a Monastiera ma al Bolzano, non c'è alcun contratto a suo nome per la fornitura del gas, mentre addirittura la luce non è allacciata e per Contarina qui non c'è nessuno che produce rifiuti da ritirare. In più il portone di casa viene chiuso con un lucchetto e non, come si dovrebbe, con le chiavi del portoncino. Abbastanza per una denuncia nei confronti della giovane straniera che nel frattempo continua da questa casa la sua attività di blogger con tanto di attrezzatura relativa. Una vicenda per certi versi semplice a guardare il profilo legale, ma nello stesso tempo complicata sotto il profilo umano per una persona che forse è stata raggirata e che comunque secondo Manuela Baro non può essere lasciata né in questa casa
casa, che ha bisogno di manutenzione e nemmeno in mezzo ad una strada. Ecco quindi l'appello al sindaco, perché magari utilizzando gli spazi destinati da ogni comune all'emergenza abitativa dia seppur in via provvisoria un tetto alla straniera, che comunque rischia una denuncia penale per invasione di terreni o edifici. Una storia che per Manuela Barro deve far riflettere chi, come nella sua famiglia, ha un edificio chiuso e non più abitato e non vuole essere costretto a murare porte e finestre per mantenerne il possesso. Perché non voglio che succeda la stessa cosa che è successa a noi, che succeda agli altri, unicamente per questo motivo. Restiamo in provincia di Treviso, andiamo però a Montebelluna con l'arresto di un 24enne di origine marocchina pregiudicato e senza fissa dimora che ieri sera in pieno centro a Montebelluna ha aggredito con calci e pugni un operaio 24enne montebellunese al quale ha strappato un borsello con all'interno 300 euro. Il responsabile è stato subito identificato e arrestato dai carabinieri di Montebelluna che erano in servizio per quel controllo del territorio dopo gli ultimi episodi di cronaca, lo ricorderete, non ultimo la maxi rissa tra giovanissimi. Cambiamo argomento e dalla provincia andiamo a Treviso perché è al via il Festival Arte Magica, uno show sorprendente che unisce magia e mental coaching, tema centrale la ricerca della felicità. La Kermesse da mercoledì sera sarà trasmessa in prima serata su Antenna 3. Notti magiche inseguendo la felicità in questa strana estate trevigiana. Si potrebbe riassumere così l'iniziativa che Comune di Treviso e Centro Marca Banca stanno portando avanti in questi giorni di fine luglio con la seconda edizione del festival dedicato all'incanto, il Magic Show, fra musei e piazze del centro per scoprire come essere felici. Un obiettivo davvero ambizioso, soprattutto dopo un periodo tutt'altro che facile. Il linguaggio dell'illusionismo e della magia sposa la psicologia legata alla ricerca della felicità. E proprio lo spettacolo della felicità sarà il clou della manifestazione mercoledì 29 luglio all'Auditorium Santa Caterina. Grande mattatore Walter Rolfo, uno dei più grandi illusionisti al mondo. Ci sarà il primo show di magia esperienziale interattiva. Cosa vuol dire? Che grazie a una scatola magica che è prenotabile online oppure acquistabile prima dello spettacolo si potrà creare le proprie magie. Dentro la scatola ci saranno degli oggetti e interagendo poi con le istruzioni che darà il conduttore appariranno proprio delle magie nella propria casa. Lo show sarà trasmesso in anteprima assoluta anche su Antenna 3 proprio mercoledì sera alle 21:15, così come saranno trasmessi sempre in prima serata gli spettacoli in programma il 30 e il 31. Il giovedì e venerdì un'altra anteprima perché questa volta per dare una mano al mondo del turismo ci sarà un tour magico attraverso i suoi luoghi, noi abbiamo detto più misteriosi ma in realtà sono 6 attrazioni turistiche di Treviso, dove sempre con la conduzione di Walter Rolfo alcuni tra i maghi e illusionisti più importanti al mondo faranno delle magie raccontando poi la storia di questi luoghi. Primo appuntamento quindi da tenere a mente mercoledì alle 21:15 su Antenna 3. Mi raccomando, seguiteli perché l'effetto wow è veramente garantito. Prima di salutarci vi ricordo alle 21:15 in diretta come ogni lunedì Ring, i temi d'attualità e al centro della puntata di questa sera condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino, in studio Elena La Rocca del Movimento 5 Stelle, Stefano Busolin della Lega e poi Fabio Crea di Fratelli d'Italia, Andrea Zanoni del Partito Democratico. A seguire alle 22:20 avremo Paolo Benvenu, candidato presidente Solidarietà, Ambiente e Lavoro e poi il giornalista Nicola Cesaro. È davvero tutto, vi lascio le previsioni del tempo, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Anticiclone africano che entra nel vivo, bel tempo e gran caldo sull'Italia, ma vediamo nel dettaglio la situazione al nord-est per martedì 28 luglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, giornata con il solleone, il cielo sarà sereno o velato, tipica canicola estiva con clima rovente e afa, locale brezza sulle aree costiere. Temperature sopra la media del periodo, minime fino a 24 gradi, valori massimi compresi invece tra 31 e 35 gradi all'incirca. Stessa situazione anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole un po' su tutti i settori, vedete il cielo sarà sgombro da nubi, non sono attese piogge degne di nota.
Temperature minime tra 19 e 23 gradi, massime sui 30-32 all'incirca. Infine uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un ampio soleggiamento, salvo per isolati acquazzoni di calore al pomeriggio, specie sui settori settentrionali. Temperature minime sui 19-20 gradi, massime sui 34-35 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, io vi auguro un buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano.